Buonasera a tutti e benvenuti a Trieste in diretta. Questa sera entreremo nel magico mondo del trucco e lo faremo naturalmente con della bellezza con una truccatrice che vi presento fra poco. Poi nella seconda parte invece parleremo dell'iniziativa Corri Trieste 2024. Ma vi presento subito Irina Nevezza. Buonasera, ben arrivata. Buonasera. Grazie di essere qui. Truccatrice professionista e hairstylist, quindi si occupa di trucco e di capelli. Sì. Inizio subito chiedendole come è nata questa passione appunto per questa professione e come è cominciata insomma questa carriera. Buonasera. Allora, io sono origine ucraina e in questo settore lavoro da 4 anni. Come è arrivata questa passione? Puoi dire la situazione quando tu nella cerca qualcosa. Io mi ricevo un volantino sulla strada che è durato questo corso teatrale, corso per truccatrici 2 giorni. Sono andata, ho provato e da lì è iniziata la mia passione di trucco. La passione per il trucco, quindi in 4 anni insomma ha fatto molta strada, molte esperienze, a cominciare anche da certi riconoscimenti, no, che hai ricevuto, quindi delle premiazioni proprio vere e proprie, in particolare un comparto nell'ambito del trucco molto particolare, che è quello del trucco da sposa. Fra l'altro credo che avremo anche delle belle immagini da far vedere. Ecco, qui intanto vediamo c'è già l'attestato proprio, no, che ha ricevuto proprio nell'ambito, lo racconti pure, di matrimonio.com. Di che cosa si tratta? Allora, matrimonio.com è settore per matrimoni, per organizzazione. Ho vinto da 2 anni come migliore truccatrice per Friuli Venezia Giulia per le spose. Questo è importante per ogni truccatrice. E da 2 anni tu crea come in settore di bellezza, di riconoscente che lavori in settore di wedding. Il wedding plan, quindi le spose sono, le future spose sono coloro che si rivolgono più di frequente, è vero, alla truccatrice proprio, non si può assolutamente non avere la truccatrice per la cerimonia, per il giorno più bello, così come anche l'hairstyle naturalmente, la parrucchiera, quindi sono tante le spose che si rivolgono a voi. Quali sono i trucchi che vi richiedono di più? Un trucco più naturale, un trucco magari particolare proprio per quel giorno, oppure un trucco normale, insomma un po' più sofisticato? Allora, le spose puoi dire è diverse, dipende di carattere e anche dipende in questo giorno chi vuoi essere, una principessina o una regina, dipende di questo. Come avevo questa esperienza, ho già visto a Friuli Venezia Giulia, tu fai trucco più naturale per mostrare e valorizzare la bellezza di una sposa. Sì, tu nascondi qualche piccoli difetti, ma trovi subito la forza di bellezza, di occhi, di labbra, puoi dire, sottolineare ogni sposa futura. Qui vediamo già un'altra immagine, no? Questi sono tutti i trucchi da sposa. Sì, sì. Ce li vuoi illustrare? Allora, questa sposa possiamo usare da destra foto più naturali, colori, più... dipende di quale sposa vuole essere. È chiaro, insomma ci sono diverse tendenze, no? Anche nel trucco per la sposa, però anche nel trucco di tutti i giorni, no? Ci sono delle tendenze che vanno di più in questo periodo. In questo periodo c'è più la richiesta di un trucco naturale che sembri quasi senza trucco, oppure vi richiedono a voi truccatrici, appunto le donne in generale, un trucco più particolare, magari marcato, e su cosa si concentra? Più sugli occhi, sulle labbra?
Allora, dipende anche di una donna, dipende, perché ho visto qualcuno piace proprio naturale, che neanche non si vede, proprio leggero, sfumato, con colore proprio opache. Ma anche c'è tanta richiesta forte, proprio forte trucco, che è proprio il cambiamento di persona. Ecco, quindi la trasformazione proprio, trasformazione, una persona che chiede proprio di essere trasformata attraverso il trucco. Sì. E questo voi lo potete fare con prodotti particolari, vi riesce insomma bene? Sì, certo, sì, certo, adesso c'è il mondo di trucchi, solo puoi dire trovi giusti prodotti per ogni cliente, ogni sposa, perché trucchi tantissimi e anche ogni sposa tipo di pelle, di suoi occhi, su labbra, dobbiamo utilizzare proprio diversi prodotti. Ma è vero che è molto più difficile quasi fare un trucco più leggero, naturale, rispetto a un trucco più importante, insomma più definito. È più difficile, no? Sfumare magari, o non è così? Non sì, lo so. Sono d'accordo, sì, perché deve essere naturale, il trucco proprio opaco, che anche non deve essere vedere, illuminazione. E quindi sì, più difficile mostrare e fare. Allora, non di soli trucchi da sposa si occupa la nostra ospite, ma anche ad esempio di trucco di scena, quindi il trucco teatrale, perché so che ha collaborato anche con il teatro sloveno, il nostro teatro sloveno di via Petronio, in qualche spettacolo particolare, vero? Sì, da 2 anni lavoro con questo teatro, ho partecipato 3-4 spettacoli, che è proprio l'ultimo spettacolo che si chiama Piccole bugie, che è proprio interessante, bellissimo, che mi è proprio rimasto dentro. Era un bellissimo spettacolo, se non ricordo male, su una storia molto particolare di rapporti tra due coppie, no? Due famiglie, o meglio, facenti parte della stessa famiglia, no? Se non mi ricordo male, erano i suoceri e la coppia sposata con un bambino piccolo, qualcosa del genere. E quindi un po' tutti gli intrighi, no? E quindi è riuscita a truccare, naturalmente vengono truccati anche gli uomini in scena, giusto? Certo, ecco. Perché dobbiamo opacizzare qualche nascondino di brufoletto, sistemare anche sopracciglia o barba, capelli, dipende anche di spettacolo quale. E sulla scena dobbiamo capire che deve essere vedere da lontano, perché dipende da lontano. Quindi la tecnica è diversa, quindi il trucco deve è essere più pesante, più accentuato, no? sì, sicuramente, perché deve vedersi anche sotto le particolari luci. Ecco, c'è grande differenza anche nel trucco tra il trucco per tutti i giorni, quindi per la luce naturale del giorno, e invece ad esempio il trucco per uno studio come questo, con le luci artificiali, oppure il teatro, ancora un altro tipo, vero? Sì, perché qua si gioca anche luce, come luce da dove arriva, per questo dobbiamo capire come il trucco, come sfumare bene o dove dobbiamo varializzare, quindi il trucco di teatrale deve essere importante opaco, perché già con sudore e con le lampade si vede tanto. Quindi è importante, insomma, avete delle particolari ciprie ciprie deve essere sempre agli attori per poter nascondere, insomma, questa lucidità che poi non rende bene sicuramente durante lo spettacolo. Non solo a teatro, naturalmente, perché il lavoro della truccatrice è sicuramente molto variegato. Un'esperienza di cui ci parlava prima di andare in onda è stata molto bella e anche abbastanza recente, quella dell'8 marzo, che ha visto le detenute del carcere qui del Coroneo di Trieste sfilare come modelle in una passerella, quindi in una bella iniziativa che era stata promossa da Soroptimist, Università della Terza Età, il distretto Lions di Trieste 108, TA, quindi diversi soggetti che avevano promosso, anche in collaborazione naturalmente
naturalmente con il carcere, per valorizzare proprio le detenute appunto del carcere e farle essere modelle per un giorno, no? Come è andata questa esperienza? Com'è stata? L'esperienza era particolare, ma tu porterai sempre questo sguardi di donne, cosa ho visto a 8 marzo, questi sorrisi, anche lacrime erano proprio di felicità. Era bellissimo, le donne erano sorridenti perché per me era prima volta, io pensavo che sarà un po' diverso, qualcosa più chiuso, ma è andato proprio bellissimo. Bene. Bello, proprio bella esperienza. È stata una bella esperienza, quindi lei ha truccato tutte le modelle che appunto hanno sfilato. Che temi c'erano? Era un tema libero oppure c'era un tema particolare della sfilata, qualche periodo? Allora, la tema era austriaca, da anni 70, 80 e 90. In finale era una sposa che doveva anche sposarsi, in vero, di qualche settimana dopo. Quindi per ogni ragazza era diverso il trucco. Perché anni 80 o anni 70 già differenza tanta. È vero. Quindi sì, era bello, puoi dire. È stato anche impegnativo però, no? Perché insomma quante erano all'incirca? Erano 10 e per ogni modello avevo 10 minuti. 10 minuti per truccare ogni modella, quindi anche lavorare molto rapidamente. Sì, no? proprio dovevi subito perché era accanciatura dopo altri costumi, quindi era stretti i tempi, non potevi fare. Anche era una bella esperienza, puoi dire, che io ricorderò per sempre. Prima che entravo lì dovevo scrivere cosa io portavo, che prodotti e quantità. Questo, quindi un po' tutto, insomma. Quindi un tipo di lavoro molto diverso dal solito, perché se si occupa invece una truccatrice di una sposa c'è tutto il tempo necessario, fate anche delle prove prima, funziona molto lentamente. Allora, per le spose sì, tu devi anticipare prima un anno. Se tu sposi il prossimo anno, tu devi già... Un anno prima? Sì, qualcuno anche da 2 anni, perché già ci sono le spose che mi scrivono per 2025, mi chiedono già informazioni, quindi sì, devi anticipare. E dopo noi, quando abbiamo parlato che tipo di trucco e accanciatura vuoi fare, decidiamo la data di prova. Qualcuno, io chiedo sempre qualche mesetto prima, perché dobbiamo capire se sei sicura, come ti piace la mia tecnica, se tu sei d'accordo e tutte altre robe. Quindi, e anche che sarà la sposa tranquilla, perché la sposa ha tanti pensieri, ho già capito. È vero, si deve un po' preoccupare di tutto, quindi ci sono tanti dettagli, insomma, che non vanno trascurati. Nel frattempo abbiamo visto, non so se le possiamo anche rivedere, alcune fotografie ancora, no, di altre spose. Ecco, qui le possiamo vedere insieme. Ecco, queste sono Queste trucco e accanciature, sì, il mio lavoro, sì. Qua abbiamo trucco opaco, altro trucco più con brillantilato, che gioca bellissimo sul sole. Dipende anche che mese tu sposerai, puoi dire se autunno o inverno, quindi possiamo giocare con altre sfumature. Per estate dobbiamo fissare bene il trucco, che durerà tutta giornata, pieno di bracci, quindi dobbiamo pensare bene e truccare e fissare bene. Fissare il tutto, quindi le spose insomma hanno un trattamento diverso a seconda anche appunto della stagione, ma anche dell'ora del giorno, perché qualcuna si sposa di mattina, altre spose invece si sposano più al pomeriggio, quindi magari hanno la festa alla sera. C'è differenza anche per questo, per l'ora del giorno? Allora, per professionista non deve essere cambiata ora, puoi dire. Il trucco deve essere durata tutto il giorno intero, anche accanciatura, perché le spose ballano, passano, abbracciano, toccano, quindi il trucco e accanciatura deve essere fissa bene.
Deve essere molto resistente, sì, insomma, resistente, tutto. sì. Si occupa anche di acconciature, quindi è un servizio completo, anche appunto l'acconciatura che deve essere comunque così legata a quello che è il trucco, Sì, no? deve essere Naturalmente. accompagnata insieme anche con il stile, trucco e acconciatura, Esatto. anche abito deve stare proprio tutto insieme con la sposa, perché quando mi mostra Chiaro. la sposa abito, da lì andiamo avanti. È chiaro, Sì. quindi si parte proprio dall'abito, poi si passa al trucco e poi successivamente all'acconciatura, Sì, e insomma, ai anche per capelli. capire che stile le vuole, chi vuole essere, come le vuole. Quindi sì, per le future spose questo è tanto importante. Ecco, si occupa anche di trucco però nella vita di tutti i giorni, voglio dire, non soltanto per occasioni speciali, ad esempio per correggere particolari difetti oppure per nascondere, per mascherare un pochino appunto qualche problema che può avere una persona, si occupa anche di questo tipo di trucco? Allora, per il trucco sì, certo, noi occupiamo come truccatrici, dobbiamo lavorare in tutti i settori e con tutti, come per battesimo, per compleanno, per foto, per pubblicità, per cinema, quindi noi dobbiamo sapere tutto. Certo, noi dobbiamo qualcosa nascondere, noi possiamo chiedere alla cliente cosa non piace, cosa lei vuole nascondere, puoi dire. Quindi sì, iniziamo a lavorare, ma non tanto, perché le ragazze, le donne devono sentirsi te stesse anche. Quindi cerca di evitare insomma l'effetto maschera, quello non va bene, soltanto per il teatro forse. Allora, questo è il mio stile, io faccio più naturale, trucco, le maschere, quando mi chiede la cliente o la sposa che sei abituato a truccarsi, quindi allora io faccio come lei Come richiede, sì, insomma, come mi chiede, come richiede. devo sapere sì. Allora, trucco anche per la moda, quindi per le sfilate. È stata anche pubblicata su qualche rivista, so che ci sono stati anche questi riconoscimenti, vero? Sì, ho ricevuto riviste che mi hanno pubblicato nel magazine, sì, che era pubblicazione giornale di Francia, di America e se non sbaglio Ecco, qui vediamo anche, alcune... sì, questo mi sembra Francia se non sbaglio. Questa sì, è bellissima, stupenda modella che abbiamo realizzato, trucco forte, ma proprio il suo sguardo cambia tutto. Ecco, immagino che dobbiate guardare molto nel vostro lavoro il colore degli occhi, il colore della pelle. Quali sono le caratteristiche che dovete proprio osservare molto bene e da cui parte poi il trucco? Allora, dipende di stile, che servizio fotografico sarà, da lì partiamo, che tema sarà e se libera strada allora io vado come io voglio, ma quando abbiamo la tema quindi io devo seguire questa tema, puoi dire di o rivista o di richiesta di cliente o di fotografo, quindi c'è squadra di tutti. Chiaro. Sì. Ma fate anche un'analisi dei colori che stanno meglio a una persona, cercate di capire insomma come... Sì, questo possiamo fare quando mi arrivano le persone dicono io voglio truccarsi per te stessa, mi puoi aiutarmi? Sì. Quindi sì. Lì analizziamo di tipo di colori, di tipo di pelle e da lì andiamo avanti. Sì. Quindi anche consigliando magari qualche tipo di prodotto. Ci sono anche dei trucchi particolari che voi fate che vengono più richiesti soprattutto in questo ultimo periodo, penso ad esempio a un tipo particolare di sopracciglia oppure appunto le labbra, non lo so, c'è qualche tipo particolare di trucco che viene più richiesto in questo periodo? Allora, più richiesto valorizzare più o le labbra o occhi, puoi dire, da lì partiamo, cosa vogliamo mostrare. Certo. Di sopracciglia, questa moda adesso è andata light sopracciglia, che un po' alziamo, chiudiamo qualche bocchetto,
non c'è già questa moda che era 3 anni fa, che era proprio strong, sopracciglia, già non va. Non va già più. Sì, non va. Quindi deve essere più naturale, più leggero, che da lontana anche non si vede tanto. Capito, che non sembri truccato, insomma, Sì. torniamo un po' al naturale di cui parlavamo prima. Anche per le labbra vale lo stesso discorso oppure c'è una tendenza, un ritorno a valorizzare di più le labbra? Allora, dipende dalle labbra. Se abbiamo le labbra piccole, possiamo dire, quindi io consiglio mettere lucido di labbra, qualsiasi colore. Ma se abbiamo abbastanza labbra, quindi io consiglio fare opaco. Anche dipende se questo trucco di sposa, quindi si deve essere fissato, quindi opaco io consiglio. E basta. Queste sono le tendenze insomma, particolari per quanto riguarda il trucco. Tornando un po' alle spose, c'è una tendenza particolare proprio di quest'anno che è uscita proprio adesso, sia per il trucco che per le acconciature, o c'è un trend che insomma va avanti da qualche anno? Ho visto da 2 o 3 anni che le spose mi chiedono, se parliamo di acconciature, le onde Hollywood, sì, o semi-raccolto, che leggere proprio onde, o proprio raccolto. Proprio le piacciono tante, ho visto queste che mi richieste, sì, insomma. Ma anche dipende di viso, quindi possiamo provare diverse, quindi io consiglio, mi chiedono, quindi sì, da lì portiamo. Per il trucco, come ho già ripetuto, che trucco mi chiedono più naturale. Sì, eyeliner mettiamo, le labbra nude, i colori lì vediamo cosa. Quando io chiedo che accessori tu avrai, che abito avrai, quali sfumature, quindi da lì io parto quali colori posso usare. E anche certo io guardo la sposa che abbiamo, sì. È chiaro, naturalmente anche il tipo di persona, no? Sì, certo, questo è importante. Questo è importantissimo. Trattate anche il trucco permanente o semipermanente o non è un tipo di lavoro che fate? No, questo io non ho, questo deve essere proprio altro specialista. È un'altra specializzazione completamente diversa, mentre il trucco teatrale, come dicevamo prima, insomma per gli spettacoli immagino di anche soddisfazione perché poi si deve proprio rendere anche magari l'età diversa di una persona che è molto giovane e interpreta una persona anziana o viceversa. Insomma. Ecco, qua posso dire per il trucco anziano, può dire di età lì, qua si serve bene proprio essere specialista perché tu puoi sempre aggiungere anni, a noi dobbiamo togliere questi anni, quindi qua il trucco io sempre consiglio opaco deve essere, sempre, anche ombretto, anche rossetto. Chiaro, quindi questo è il mio consiglio. Questo è il consiglio proprio per togliere l'età, però a livello teatrale invece sarà capitato che un'attrice magari giovane deve interpretare una nonna. Ecco, questo e quindi in questo caso è più semplice? Qua serve vedere se è semplice. Non sempre, no? Non sempre, sì, perché qua dobbiamo lavorare bene abbastanza, ma sì, si fa anche questo. Allora, per caso anche qualche altro prossimo appuntamento che la vedrà protagonista come truccatrice? Dopo appunto abbiamo detto questo appuntamento dell'8 marzo che è stato molto gratificante e poi anche il trucco appunto che immagino continuerà questa collaborazione con il teatro sloveno. E certo andrò avanti con teatro sloveno, con altre richieste che mi chiederanno. Certo adesso è il periodo di spose, quindi lavoro adesso con le spose o anche qualche richiesta per pubblicità, per le riviste, quindi vado avanti. Spose e moda, diciamo, soprattutto. Le spose si concentrano ancora molto in primavera e in autunno oppure ormai tendono anche a sposarsi tutto l'anno? Qua ho visto che sposano più estate, primavera o estate. Primavera e estate, quindi l'autunno un po' di meno. Insomma, di meno, perché quindi c'è lavoro, inverno, quindi è un po' freddino. Ci sono. C'è anche e c'erano anche, Speriamo che andrà avanti tutto l'anno.
Certo, Certo, sì. ce lo auguriamo. Allora, io ringrazio molto la mia ospite, lo ricordo, Irina Nevezza, truccatrice hairstyle, che ci ha raccontato insomma i segreti del suo mestiere. La invito a tornare a trovarci presto, magari anche per una lezione così in diretta, potremmo farlo, perché no, di trucco, così Certo, spiegheremo bene sì, proprio con la pratica, no, quello che questo. è il suo lavoro Certo, quotidiano. sì, sì, sì. Aspettiamo, Va lo bene, facciamo allora insieme. torneremo a invitarla presto, grazie intanto e buon Grazie. proseguimento naturalmente, buon lavoro. Io mi fermo qui per il momento perché dobbiamo dare spazio alla pubblicità, più tardi si parlerà di Corri Trieste, come vi dicevo, con Paolo Rosso e Marco Bono e in compagnia anche di Marco Stabile. Grazie a tutti e da parte mia buon proseguimento. Allora, bentornati in diretta con noi. Allora, c'è stato un piccolo cambio al volo di programma, quindi non sarà Marco Stabile a condurre quest'ultima parte della nostra trasmissione di Trieste in diretta. Abbiamo anche ben 3 ospiti in questa seconda parte, allora ve li presento subito a partire da Paolo Rosso della Rosso SRL. Buonasera, ben arrivato. Poi abbiamo ancora Marco Bono, vicepresidente della Fondazione del Burlo Garofalo, buonasera anche a lei, e Michele Gamba, che tutti conoscete insomma per l'impegno nello sport, nelle manifestazioni sportive, e che ci parleranno ora naturalmente di, come vi dicevo prima, di Corri Trieste 2024, che Michele Gamba non si chiamerà più Corri Trieste. Cosa succede? Da quest'anno c'è questa nuova partnership. Attenzione, c'è Il bello della un diretta. piccolo problema, è il bello della diretta, c'è un piccolo problema con Siamo di il corsa e microfono. succedono queste cose. Di corsa, soltanto di corsa, ecco, è riuscito Eccoci. assolutamente a sistemarsi Quest'anno il title name della microfono. manifestazione è Rosso SRL, per cui la manifestazione si chiamerà Rosso Corre Trieste. Ma si chiamerà Rosso Corre Trieste perché noi crediamo tantissimo in quello che è Rosso di Sera, che è una manifestazione solidale legata alla beneficenza per la Fondazione Burlo Garofalo. Bene. Il 17 maggio ci sarà la Rosso di Sera e il 19 maggio ci sarà la Corri Trieste. Il tutto si svolgerà in Porto Vecchio. E tutto in Porto Vecchio, quindi allora il coinvolgimento quindi, di Paolo Rosso glielo chiediamo subito in tutta questa operazione. Lui prima mi ha detto non chiedetemi tante cose perché è la prima volta che vado in televisione, però raccontiamo insomma di che cosa si tratta, perché è importante. Beh, noi abbiamo iniziato questa manifestazione per raccogliere fondi, siamo un'azienda, un'impresa edile che in città lavora da parecchi anni, e quindi riteniamo che sia doveroso da parte nostra dare un contributo in maniera diversa a chi è meno fortunato di noi. Quindi raccogliere con queste manifestazioni, che non è l'unica che facciamo durante l'anno, dei fondi per dopo aiutare varie associazioni, in questo caso aiutiamo il Burlo Garofalo, per noi è fondamentale perché porta avanti quelli che sono i valori della nostra azienda. Ecco, questo è un po'... È il motivo insomma, del Sì, coinvolgimento assolutamente. con questa manifestazione, alla base. questo è il terzo anno che la facciamo, perché abbiamo iniziato 3 anni fa su questo tipo di manifestazione e adesso abbiamo fatto questo incontro con Michele, che sappiamo essere persona preparatissima, oltre che atleta di livello notevole, a record italiano sulla maratona, voglio dire, sulla mezza maratona. Quindi felicissimi di fare questa avventura assieme a lui e speriamo che tutto vada bene, speriamo che ci arrivi tanta gente a iscriversi, perché tutto quello che recuperiamo dalle iscrizioni va devoluto interamente alla Fondazione Burlo Garofalo. Alla Fondazione del Burlo Garofalo, vicepresidente è Marco Bono. Allora, già diverse esperienze, no? Negli anni. Con sì, negli anni diverse di esperienze, solidarietà. però la cosa fondamentale che mi piace sottolineare è che dall'inizio abbiamo sposato la scelta dell'impresa Paolo Rosso, così come siamo sempre stati vicini a Michele nell'organizzazione della Corsa dei Castelli, per cui sicuramente non voglio fare disparità, il mondo dell'associazionismo è
è un mondo molto, molto importante, corposo e probabilmente è una spina fondamentale del mondo, di questo mondo della sanità. Però la Fondazione Burlo Garofalo riveste un ruolo molto importante, che insomma, è il braccio operativo dell'ospedale, e aumentare la nostra capacità di spesa, la nostra capacità di contribuzione è importante proprio per tutti gli obiettivi che l'ospedale si prefigge di raggiungere. Insomma. Ecco, avete già, immagino, realizzato molte cose. L'ultimo fiore all'occhiello di quest'anno è stato il finanziamento e quindi abbiamo realizzato il braccio robotico farmaceutico, siamo il primo braccio robotico farmaceutico in Europa per un ospedale pediatrico, c'eravate anche voi, e non è un obiettivo di poco conto, abbiamo raccolto 550.000 euro, è un obiettivo che sicuramente l'ospedale non avrebbe potuto fare, però immaginiamoci quanto importante sia la preparazione dei medicinali per un bambino che è di 200, 300, 400 grammi. Sbagliare anche di 1 grammo il dosaggio di una medicina può essere veramente pericoloso e dannoso. Per cui è stato un obiettivo. Adesso ci sono tante altre iniziative che, grazie anche alla generosità di chi come Paolo ci vuole dare una mano, possiamo raggiungere. Allora, Rosso di Sera, evitato assolutamente prendere impegni, quindi venerdì 17 maggio in Porto Vecchio, le iscrizioni sono già aperte, basta andare sul sito della Promorale. È un nuovo appuntamento. Dopo il Covid 2020 la Family nella Colle Trieste non era più presente. Ci siamo incontrati con l'amico Paolo, perché Paolo è principalmente un amico, ci ha proposto questa manifestazione che è stata poi portata al Consiglio direttivo e giustamente con entusiasmo abbiamo approvato questa nuova partnership legata anche a Rosso di Sera. Tengo a precisare che tutte le iscrizioni verranno devolute in beneficenza alla Fondazione Burlo Garofalo. E soprattutto gli under 18 non pagheranno l'iscrizione, la società, grazie a Rosso, darà a tutti i partecipanti della Family Run una maglietta tecnica e una medaglia, per cui insomma anche un ricordo importante della manifestazione. Quindi gli under 18 non pagano, quindi anche per valorizzare così anche tutti i giovani, incentivare i giovani naturalmente. Diciamo che il messaggio è quello sportivo, no? Comunque della dedizione, del sacrificio, dell'educazione, del rispetto, ma soprattutto noi siamo una goccia nell'oceano, il contributo che daremo a Fondazione, ma quello che secondo me è importantissimo è far passare il messaggio, no? L'esperienza, cioè la vocazione poi anche di aiutare la Fondazione Burlo Garofalo o altre fondazioni. Quindi veicolare insomma questo messaggio. Partenza alle 19. Alle 19. Quindi al tramonto. Avete già calcolato insomma che ci sarà questo tramonto alle ore 19. Quindi, abbiamo prenotato il tramonto. Avete prenotato il tramonto, giustamente. Ci sta. È un percorso poi particolare perché il Porto Vecchio è stato ristrutturato, per cui molto affascinante, chiuso, tutelato, perché di lì non passerà una macchina, su questi lunghi rettilinei, in mezzo ai 2 magazzini storici ristrutturati, magazzino 27 e magazzino 28, con dell'animazione, e poi alla fine della manifestazione abbiamo prenotato il gelato per tutti, per cui anche i ragazzi e le famiglie avranno anche questa cosa che secondo me è molto carina, soprattutto anche legata all'esperienza. Resterà insomma nel ricordo. Sì, no? Un bel momento, anche conviviale. Ecco. Infatti, quindi c'è questo doppio aspetto, no? Che è importante valorizzare sempre in questo tipo di manifestazioni e naturalmente, diceva giustamente Michele Gamba, che si passerà, no? Attraverso il Porto Vecchio rinnovato. Partenza e arrivo proprio Porto Vecchio. Partenza e arrivo a Porto Vecchio, tutto all'interno del Porto Vecchio, che poi sarà chiuso da una determinata ora, per cui è bellissimo perché saremo dentro un contesto unico, secondo me, appena ristrutturato, molto affascinante. La via Bretella, no? Però l'idea anche di poterlo vivere a piedi è una cosa diversa, perché ci passi in macchina, non hai la stessa sensazione, e molta gente ancora oggi non è mai andata in Porto Vecchio, per cui probabilmente di poterlo fare anche con la famiglia, andare a correre all'interno del porto può essere veramente una cosa molto originale, molto, è vero, molto abbiamo avuto modo di attraversarlo così abbastanza rapidamente con l'ultima Family Run, insomma l'abbiamo vista, la vecchia Bavisela, insomma, diciamo così, e invece qui ci sarà proprio partenza e arrivo all'interno. Vogliamo entrare proprio nel dettaglio arrivo, assolutamente sì. Il 17 maggio la partenza e l'arrivo sarà in mezzo ai 2 magazzini 27 e 28, subito dopo da Via Minamare alla Rotonda. Okay? E lì partiranno, percorreranno la viabilità che ovviamente sarà chiusa, fino quasi all'uscita
del Porto Vecchio, lato largo Città di Santos. Quindi... Poi faranno un'inversione a U, il classico bastone, e torneranno indietro. Mi piace anche questa idea di portare a conoscenza di uno spazio che casomai non è ancora conosciuto, che è il Porto Vecchio, e soprattutto anche di una distanza che è una distanza a portata d'uomo o di bambino, perché è una distanza di 3,3 km, per cui è facilmente accessibile a tutti. Ah, quindi insomma non è impegnativa, non è particolarmente impegnativa, ma quale tipo di partecipazione vi aspettate anche sulla base delle passate edizioni, però con questa novità? Beh, le passate edizioni avevamo la partecipazione di famiglie, di ragazzini, di persone più grandi, e per dire la verità la competizione era qualcosa di molto distante da quello che è proprio una gara che Michele... Sì, insomma, più che altro c'è stata una camminata o una corsa non competitiva ovviamente, però su 3 chilometri, se uno è appassionato di corsa, sa che è una misura che... No? È una bella misura, voglio dire, Michele, perché 3 chilometri si può fare un bel tempo, anche uno che è allenato può anche farla volendo di corsa e prendersi un tempo, un allenamento un po' diverso per chi anche lo sport lo pratica giornalmente. Io ovviamente e Marco, magari adesso siamo un po' fuori forma, quindi non faremo il nostro miglior tempo sui 3 chilometri, però le altre persone, magari Michele riuscirà a farlo. Diciamo che non è vietato correre, per cui assolutamente. possono correre, camminare, possono esprimersi come meglio credono, nel senso possono camminare, correre senza nessun problema. Diciamo che sono tutelati, a me mi piace dare anche questa visione, cioè la conoscenza di un posto che non è ancora tanto conosciuto, che è il Porto Vecchio, ristrutturato, e poi di un posto sicuro perché è chiuso, su una distanza comunque breve, accessibile a tutti. Una volta che Stardar è via, chi vuole correre può correre senza nessun problema, ma poi chi vuole correre più seriamente, 2 giorni dopo ci sarà la Colle Trieste, sarà prevista una gara competitiva e una TEN, dove ovviamente potranno partecipare anche quelli che di solito fanno jogging senza nessun problema. Lì ovviamente il 19 maggio avremo anche degli atleti come tutti gli anni di livello internazionale. Ricordo che l'anno scorso partecipato un etiope che poi ha vinto Arsasa, ha fatto la miglior prestazione sui 10 km in 28,47. A noi piace anche tantissimo ovviamente la festa cittadina, la solidarietà, che è assolutamente importante, fondamentale, ma anche avere degli atleti di livello che poi portano Trieste al di fuori dei confini regionali. E quindi anche una bella vetrina, no? Per la nostra città e per la nostra realtà dello sport, anche un'occasione di promozione della salute però, no? Perché prima diceva possono partecipare, non è vietato correre, ma anche chi va semplicemente a fare jogging o anche a camminare, fare la cosiddetta camminata veloce, può partecipare ed è l'occasione per farlo poi in compagnia, no? È importante. Di fatto per questo abbiamo scelto se pensiamo che anche solo l'ospedale Polo Garofalo non è solo un patrimonio di Trieste, ma è un patrimonio della regione, di tutto il territorio nazionale, è uno dei 3X nazionali ed è considerato uno dei migliori ospedali a livello europeo, per cui è anche in questo caso la promozione di una realtà del genere può solo fare bene a Trieste. Insomma. Assolutamente, quindi ai bambini poi di cui vi occupate, perché è vero che non vi occupate soltanto di bambini, anche della salute delle donne, insomma, quindi davvero a tutto campo. Avete un progetto particolare sulla base di questa nuova iniziativa? Benefica? Per una questione di scaramanzia non ne vogliamo parlare, però stiamo lavorando a un progetto importante dove anche, dove anche il contributo di questa iniziativa speriamo che sia il primo tassello di una serie di tasselli che poi si andranno ad aggiungere, che possono permettere di raggiungere il nostro nuovo obiettivo. Insomma, che ci un nuovo obiettivo, quindi ambizioso come il braccio robotico come le altre volte, perché ricordiamolo ancora una volta, insomma, sono stati raccolti tanti soldini, no? Proprio per, ma al di là proprio della somma, secondo me fare passare un messaggio che lo sport possa diventare beneficenza è una cosa che veramente è importante. Io sono stato coinvolto in altre realtà sportive e magari spesso non abbiamo accomunato queste due realtà, invece secondo me l'obiettivo di Michele, che ha sempre avuto, è secondo me molto importante riuscire a utilizzare una leva come quella dello sport per portare poi anche delle risorse per la biodifesa che sono assolutamente fondamentali ed importanti. Ci sono delle particolari indicazioni che dobbiamo dare ai nostri telespettatori? Adesso sicuramente li abbiamo incuriositi, quindi saranno tutti così desiderosi di iscriversi. Come si fa? Quali sono le modalità? Chi può rispondere? Per l'iscrizione è molto semplice, basta andare sul sito promoran.it, se no noi saremo presenti dal
15, dal 16, no scusatemi, dal 15, 16, 17 presso l'hotel Star Savoia di Trieste, con degli orari ben precisi per chi vuole iscriversi sul posto, e poi sarà possibile ancora iscriversi il giorno della manifestazione del 17 maggio, ok? Dalle 17:30 alle 18:30. Ah, quindi proprio fino anche per ritirare il poco pacco gara. prima Assolutamente sì, assolutamente della sì. partenza. Non sono previsti numeri importantissimi, diciamo che questo è un inizio per sicuramente poi fare in modo che la Rosso di Sera diventi una manifestazione legata alla solidarietà per la Fondazione Bulla Garofalo importante nei prossimi anni. Questo è un inizio. È un inizio, un avvio, Sì, insomma, sì, con sì. la novità di quest'anno. Sì. L'avete pensata un po' così, insomma? Sì, speriamo di avere comunque una buona partecipazione, proprio per Certo. dare risultato e per fare in modo che tutte queste famiglie si divertano, perché questo è il primo obiettivo, quello di divertirsi. Parallelamente a questo, come le dicevo, abbiamo prenotato il tramonto, che è importante, abbiamo prenotato i gelati. Quindi quello è sicuro. Sì. I gelati. Anche i gelati, certo. Quindi c'è già due cose, voglio dire, che giocano a nostro favore. Assolutamente. Puntiamo sul bel tempo, ma quello non riusciamo Ci più a stiamo farlo. attrezzando, dai, ci stiamo attrezzando. avvicinando. Ci stiamo attrezzando. Diciamo che quando parlo di numeri, i numeri devono essere dei numeri chiusi, no? Perché noi siamo abituati a fare le cose abbastanza bene, per cui diamo una garanzia poi anche sulla t-shirt, sulla medaglia, però saranno dei numeri sicuramente importanti. Questo progetto è partito forse 20 giorni fa? Beh, un po' di più, Un dai. po' di più, facciamo 30 giorni fa, per cui siamo... Abbiamo chiuso il come se- cerchio 20 giorni fa, abbiamo non è che chiuso è partito, il progetto No. si sta portando avanti da 3 anni, però quest'anno... No, diciamo che quella Cori Trieste, Quella Cori Rosso di Trieste, Sera. sì. Il Rosso di Sera esiste già molto da 2 anni, però sicuramente con la Cori Trieste questa partnership è legata alla Rosso di Sera, è partita da un mese, per cui diciamo che i tempi sono stati molto Sì. stretti, e in questi tempi siamo riusciti comunque già ad oggi a raccogliere un numero importante sia nella Family che nella Cori Trieste, e manca comunque tantissimo tempo, perché se pensiamo in termini proprio di giorni, le notizie, la comunicazione, anche questa che stiamo facendo oggi, è importantissima per aumentare il numero di iscritti dei partecipanti. Di Bravo. iscrizioni dei partecipanti. L'obiettivo dovrebbe Manca essere quello poco. di riuscire a fare sold out in modo che Michele debba correre ai ripari per trovare le medaglie, le magliette da Infatti. mettere nel pacco gara. Perché quante medaglie avete previsto? Diciamo che ad oggi noi abbiamo prenotato 600 medaglie t-shirt. 600 medaglie t-shirt. Considerate quindi che però 600 medaglie t-shirt, di cui tantissime verranno date proprio in beneficenza. in beneficenza, quindi questo è, diciamo, il target, però... Però siamo ancora in tempo a prenotarne altre, Sì, cioè, quindi sempre- Faremo una magia senza problemi. Sì, infatti, su questo abbiamo visto che siamo vedremo bravi. come andrà. appunto, Adesso il i prossimi trend giorni dei vedremo prossimi quante iscrizioni giorni, no? abbiamo, Delle quindi- iscrizioni, poi in base a questo, insomma, vi Conto regolerete. molto sulla risposta da parte della città, cittadinanza. perché insomma, la motivazione è forte, Ecco, quindi ci sono- a prescindere dal fatto che voglio dire, i 3 chilometri sono anche divertenti di suo, ma la motivazione è ancora più forte. Questo per noi, Assolutamente. ripeto, è importante poter aiutare questo tipo di attività di associazionismo e con Michele sono sicuro che faremo un bel lavoro, quindi Sì, Noi ci Quindi mettiamo pronti alla partenza. sicuramente della Pronti. serietà. È ovvio che comunque le cose non sono mai scontate, No. per cui sicuramente diciamo che la maglietta tecnica aiuta per l'iscrizione, diciamo che lo Assolutamente. spirito e anche la solidarietà legata alla fondazione deve aiutare poi chi si iscrive, il percorso sicuramente aiuta perché è un percorso chiuso, in sicurezza, Sicuro. e poi tutto quello che è il contorno, cioè comunque la Cori Trieste quest'anno sarà la 21esima edizione e aveva già comunque una storicità legata alla Family. Quest'anno con questa Rosso di Sera Family Run, secondo me, i numeri incominceranno a crescere dal 2024. Dal 2024 proprio, quindi vuole magari aggiungere qualcosa proprio sulla Cori Trieste, su quelli che sono gli obiettivi anche ambiziosi per il futuro. Ma diciamo che noi siamo, la Cori Trieste per noi è una manifestazione importante, ma non è come la Corsa dei Castelli. Noi ci teniamo tantissimo alla Cori Trieste perché è un'edizione storica per la Promorana, siamo arrivati alla 21esima edizione. Diciamo che la Cori Trieste permette anche, rispetto alla Corsa dei Castelli che arriva a San Giusto, per cui il percorso è più complicato, anche una prestazione cronometrica, perché il percorso è molto veloce e piatto su un circuito. E anche una visibilità per chi viene a vedere la gara, perché siccome è su un circuito, quest'anno il percorso è cambiato, non è più in Piazza Venezia, ma come dicevo prima in Porto Vecchio, è un circuito di 3,3 km, dove anche uno spettatore appassionato di atletica leggera, ma anche uno che non è appassionato di atletica leggera, ma semplicemente è affascinato del gesto della corsa, può venire
venire tranquillamente a vedere e vedere degli atleti di altissimo livello correre a livelli di prestazione, non dico da record del mondo, ma sicuramente però di grandi prestazione. nomi, no? Assolutamente grandi nomi, sì. Anche quest'anno come ormai tradizione, Sì, no? assolutamente sì. Dicevamo, Noi ovviamente Corsa dei Castelli è una cosa, Corre Trieste è un'altra cosa, comunque sono importanti tutte e due manifestazioni, la Corsa dei Castelli ha dei numeri più importanti. È chiaro, insomma, sono Certo. manifestazioni di carattere diverso. Ricordiamo ancora una volta, prima il vicepresidente della Fondazione del Burlo parlava dell'ultima realizzazione, no? Grazie a questo tipo di raccolta, insomma, di solidarietà. Però ce ne sono state anche altre, no? Di realizzazioni. Le iniziative sono tantissime, Sono tante. anche quotidianamente, perché partiamo anche dall'assistenza, per esempio per i bambini che sono arrivati dall'Ucraina, in zone di guerra, dove garantiamo tutta una serie di prestazioni che difficilmente poi di cui il pubblico si può fare carico, e quindi ci siamo noi a farci carico. Ma la Fondazione è proprio una struttura che vive quotidianamente questo front office rispetto a esigenze, a persone che vengono a bussare alle porte dell'ospedale, e noi cerchiamo di dare una risposta. Di dare risposte, quindi è anche bene raccontarlo, perché le persone poi hanno proprio la certezza che questo atto di beneficenza vada proprio a buon fine. Come le dicevo prima, non Come... voglio fare prima tutte le associazioni sono tutte importanti, ci saranno decine di associazioni che hanno nel naming la parola Burlo. Noi siamo la fondazione del Burlo Garofalo. La fondazione del Burlo Garofalo. Su questo è assolutamente tutti quelli che siamo coinvolti, lo siamo dal nostro presidente che è un neonatologo e oggi non è presente perché è in ospedale, e per cui lo fa con grande passione, portando via del tempo alla sua famiglia, ma solo attraverso queste azioni di grande volontà di volontariato possiamo pensare di poter raggiungere degli obiettivi. Benissimo, quindi raggiungere degli obiettivi importanti. Quindi un atto di solidarietà, invitiamo tutti i triestini, rivolti ai triestini, ma anche magari a tutti della provincia, possiamo allargare, insomma. Invitiamo tutti a partecipare alla Rosso di Sera. Perché è davvero una novità anche questo orario, questo percorso all'interno del Portovecchio, no? Che insomma, è sicuramente una cosa diversa rispetto alle family, okay? Perché viene fatta di sera, ecco perché si chiama poi Rosso di Sera. Viene fatta poi comunque un orario particolare, in una stagione non troppo calda, okay? Per cui siamo verso fine maggio, per cui con clima ideale per correre e camminare. Da quest'anno poi collegata anche alla Corri Trieste, che è una manifestazione storica, per cui invitiamo ovviamente tutti a partecipare. Il leitmotiv di questa manifestazione deve essere la solidarietà per la Fondazione Burlo Garofalo. La solidarietà, ma anche il divertimento, anche naturalmente la famiglia, lo stare in famiglia, si può correre o camminare anche da soli, ci sono anche col cane, se lei ha il cane, vuoi venire col cane. Possono partecipare anche i cani? No, nel senso... possono partecipare anche gli amici a quattro zampe. Anche gli amici a quattro zampe, quindi ho visto che ha fatto una faccia sorpresa, però cani, conferma. Insomma, sì, nella family, nella gara competitiva. Ovviamente. Però bisogna essere chiari, perché poi... siamo chiari, insomma, quindi per iscriversi c'è anche la possibilità, però per iscriversi alla competitiva le modalità sono praticamente le stesse, perché il sito di riferimento è sempre Promorano, se no corritrieste.it, per cui è difficile sbagliarsi. C'è il portale dove si possono iscrivere senza nessun problema, il sito è promorana.it o corritrieste.it, dove troverete tutte le informazioni per iscriversi il 17 maggio alla Rosso di Sera Famiglia o alla Corri Trieste. Può dare anche un'idea per il futuro utilizzo del Portovecchio, no? Questo tipo di manifestazione forse, perché davvero io non ho l'autorità, nel senso... può diventare il posto ideale, possiamo dare un suggerimento? No, diciamo che sicuramente il Portovecchio deve essere promosso, questo è un modo per poi promuovere anche un'area molto importante di Trieste. Le manifestazioni sportive sono legate poi al ritorno anche del turismo, quell'area lì è un'area che deve essere promossa anche per questo punto di vista, da questo punto di vista, cioè del turismo. Per cui sicuramente le manifestazioni sportive in quel contesto, in quell'area, sicuramente aiuteranno a crescere ancora di più Portovecchio, a conoscere Portovecchio. Anche per i turisti. Ci sono dei progetti concreti su questo, sul Portovecchio, voglio dire, di realizzazione, no? Quindi campi di tennis, campi di padel, piste di lo pattinaggio. Sport è molto presente, no? In tutto questo. Certo, quindi diventa sempre più protagonista delle città il Portovecchio, che giustamente
così in questo momento sta prendendo un sacco di crediti da parte di tutti. Ecco. Cioè. È una vetrina sia per la nostra città, quindi per il Porto Vecchio, ma anche per il Burlo, poi, perché è vero che è conosciuto in tutto il mondo, insomma è un'eccellenza, una nostra eccellenza che siamo davvero orgogliosi di avere, però è anche una possibilità, insomma, per chi ancora non lo conoscesse, di sapere che cosa fa, di cosa si occupa, no? Quindi un'occasione in più per promuovere. Grazie sia a Michele che a Paolo per questa opportunità che ci viene data anche per la Fondazione. Anche questo è un qualcosa di più. Iscrizioni, quindi ricordiamo i giorni, dal 14... 17, no, 16 maggio. Dal 16 maggio. Sul posto, le iscrizioni sono già aperte sul sito. Sul sito sì, sono già aperte, senza nessun problema. Per chi si volesse iscrivere. Anche l'ultimo minuto uno si esatto. iscrive, infatti può come qualsiasi... magari guardando il tempo, il meteo, Per chi si volesse la iscrivere, mattina decide, andiamo a fare sta roba. Per chi si volesse iscrivere sul posto, dal 16 maggio, 16-17 per quanto riguarda la Rosso di Sera Family Land presso il Stars Hotel Savoia, dalle 17 alle 17 del giorno dopo, 16-17, poi sul posto in Porto Vecchio, cioè luogo di partenza, il 17, dalle 17 alle 18. Scusate il gioco di numeri, ma è inevitabile. Invece per quanto riguarda la manifestazione del 19 maggio, le iscrizioni apriranno sempre dalle 16 fino alle 18, sempre presso il Star Hotel Savoia e via dicendo, con gli orari indicati dal portale sul sito, e anche per la Colli Trieste sarà possibile iscriversi il 19 maggio, domenica 19 maggio, in Porto Vecchio dalle 7:30 alle 18:30. Quindi anche questa sarà sicuramente una gara, un appuntamento imperdibile, quindi domenica 19 maggio. Quindi abbiamo dato un po' di numeri. Il sito, il portale, lo vogliamo ricordare, insomma, è promoran.it. Perfetto, quindi promoran.it è anche semplice, quindi se volete iscrivervi potete farlo già da ora, insomma le iscrizioni sono già aperte. Sì. Sono già aperte. Ringrazio tutti i miei ospiti di oggi, a cominciare da Michele Gamba, Paolo Rosso e Marco Bono, per essere stati con noi questa sera. Tornate presto a trovarci anche per raccontarci come sarà andata l'iniziativa e per parlarci delle prossime. Questo potrebbe essere una bella idea. Grazie. Benissimo, grazie mille. E noi concludiamo qui la nostra puntata di oggi di Trieste in diretta. Vi ricordo ancora l'appuntamento con il nostro telegiornale alle 19:30, lo condurrà questa sera Marco Stabile. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie a lei.